Mare Amico e Lega Ambiente Agrigento chiedono alle autorità competenti notizie su dove andrà ubicato il dissalatore a Porto Empedocle. Fratelli d'Italia elegge il suo coordinatore cittadino, è Fabrizio Crapanzano. Forza Italia esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto per il tesseramento 2024 con 3.580 iscritti in provincia. La Lega, fortemente impegnata alla preparazione delle liste in vista delle elezioni di secondo livello per i liberi consorzi del prossimo 27 aprile. I carabinieri della compagnia di Sciacca e di Ribera hanno arrestato a Porto Empedocle un 51enne per l'omicidio del tunisino ucciso lo scorso 10 febbraio a Ribera. Il presidente degli ordini degli architetti Lamendola chiede cosa impedisce all'ENAC di rilasciare il parere sul futuro aeroporto di Agrigento. Si è svolta la prima assemblea sinodale della Chiesa agrigentina. Il prossimo 19 febbraio saranno presentati al Mudia gli strumenti per l'abbattimento delle barriere. Il sindaco di Comitini Nigrelli ha deciso di pagare a proprie spese i costi dell'energia elettrica alla Chiesa madre del paese. Uno speciale sulla Sicilia di Montalbano, stasera in onda a Rai 1 a cura di Alberto Angela. Agrigento, capitale della cultura, presentata al Festival di Sanremo. Dopo l'ulteriore sconfitta dell'Acragas in casa con la città di Sant'Agata, si dimette lo staff tecnico e dirigenziale della squadra. Il Castrum Favara pareggia fuori casa con la Nissa. Si è spento dopo una lunga malattia Pippo Spataro, storico rappresentante dell'Associazione Consumatori Agrigentini. Scomparsa Marianna Cicala, stimata ispettrice della Polizia Municipale di Agrigento. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi, lunedì 17 febbraio. Le associazioni ambientaliste agrigentine, Mare Amico e Lega Ambiente, hanno chiesto alle autorità competenti notizie in merito alla collocazione e messa in esercizio del dissalatore mobile a Porto Empedocle e servizio. Le associazioni ambientaliste agrigentine, Mare Amico e Lega Ambiente, hanno chiesto al prefetto di Agrigento, al presidente della regione siciliana, all'ASP di Agrigento, all'ARPA Sicilia, a Siciliacque, notizie in merito alla collocazione e messa in esercizio dei dissalatori mobili modulari da posizionare praticamente sulla spiaggia di Porto Empedocle, all'interno dell'area di proprietà della centrale elettrica dell'Enel. La legge impone che gli impianti mobili prevedano il prelievo delle acque da dissalare a notevole distanza dalla costa e in profondità, per garantire una migliore qualità di partenza, ovviamente per operare trattamenti meno impattanti dal punto di vista chimico-fisico. Identicamente i residui degli scarichi provenienti da questi impianti contenenti acque molto salate, salamoia e con alta densità di reagenti chimici utilizzati nel trattamento ai fini del consumo umano devono necessariamente essere dispersi al largo, onde evitare i possibili inquinamenti del mare, con influenze negative sulla balneazione e sull'ecosistema marino costiero. Tutto per quanto sopra abbiamo chiesto di sapere, prima che vengano collocati e attivati gli impianti, dove verranno prelevate le acque da dissalare, dove verranno rilasciati i reflui post trattamento delle acque. Per essere estremamente chiari, continuano le associazioni ambientaliste agrigentino, Mare Amico e Lega Ambiente, ci stupirebbe scoprire a cose fatte che si intende prelevare le acque da dissalare entro la zona portuale di Porto Empedocle, oppure che si intende rilasciare il reflui direttamente sulla spiaggia di Marinella, la famosa spiaggia di Montalbano. Anche se speriamo che non sarà così, abbiamo chiesto pubbliche rassicurazioni. E sabato 15 febbraio nel Cineteatro Andrea Camilleri di Troina, in provincia di Enna, si è tenuto un partecipato dibattito sulla questione delle risorse idriche in Sicilia e sulla gestione della crisi sempre più preoccupante per i cittadini, agricoltori e imprese turistiche, il servizio. Nel Cineteatro Andrea Camilleri di Troina si è svolto sabato scorso un partecipato dibattito sulla questione delle risorse idriche in Sicilia e sulla gestione della crisi sempre più preoccupante per i cittadini, gli agricoltori e le imprese turistiche. A organizzare l'evento è stato Lega Ambiente Sicilia su sollecitazione dei circoli territoriali dell'associazione. Oltre agli interventi programmati non è mancata
la partecipazione al confronto da parte della politica locale che già dalla scorsa estate ha dovuto fronteggiare una crisi idrica in zona Ancipa che non aveva precedenti. È intervenuto in collegamento video il vescovo di Nicosia Giuseppe Schillaci. Questo è uno dei primi appuntamenti che la Lega Ambiente Sicilia sta proponendo in giro per la nostra regione e che ci vedrà poi impegnati in un appuntamento regionale per riflettere insieme ai soggetti istituzionali a livello regionale, a livello anche locale e anche quelli gestionali su quali sono appunto gli interventi e le misure più efficienti per risolvere il problema dell'emergenza idrica nella nostra regione e in particolare per passare a una gestione efficiente delle risorse idriche che ha mostrato tutti i suoi limiti in questi mesi e in questi anni. Quindi per svoltare abbiamo bisogno di mettere a frutto tutte le competenze che in questi anni possono dare veramente quel contributo per migliorare e valutare attentamente quali interventi sono più efficaci e più efficienti. Noi non abbiamo bisogno di ritornare a fare delle scelte del passato come i dissalatori o come nuove dighe, nuovi invasi, e invece puntare a quegli interventi che sono ovvi come il miglioramento della rete di distribuzione idrica o come intervenire per consentire una distribuzione equa della risorsa idrica. Sono queste le misure più urgenti e più importanti da mettere in campo nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Quello che ha fatto oggi Lega Ambiente qui a Troina, promuovendo questo incontro Lega Ambiente Sicilia e nello specifico il Circolo di Troina, è qualcosa di molto importante perché passata quella che sembrerebbe la fase di picco della crisi non bisogna assolutamente prendere sotto gamba il problema e la situazione. Quello che è successo non può passare sotto traccia, bisogna che da quello che è accaduto in questi ultimi mesi nelle nostre zone prioritariamente nasca un sentimento di cambiare le cose. Io credo che in questo momento bisogna ammettere con grande franchezza che la gestione del sistema idrico in Sicilia è fallimentare e quindi bisogna trovare il coraggio, la forza di continuare anche dopo che la fase, come ho detto prima, di picco sembrerebbe essere passata. Non bisogna, a mio avviso, dividerci in nessun tipo di fazione né politica né associativa, bisogna individuare quali sono i punti cardine degli obiettivi che si vuole raggiungere e insieme lavorare a tal proposito. Io ho sempre detto in questi mesi e continuo a dirlo con estrema forza e determinazione che il problema della gestione idrica in Sicilia nasce dal fatto che nei fatti l'acqua è pubblica solo in teoria, c'è una gestione privatistica dell'acqua che ha determinato delle storture che tutti insieme, ognuno per la propria parte, dobbiamo contribuire a rivedere e mettere in campo buone pratiche. Quella di oggi, di una discussione franca e netta tra vari interlocutori istituzionali, va in questa direzione, quindi un plauso alla Lega Ambiente che si è posta ancora una volta come antesignana di battaglie importanti per la nostra realtà. Oggi Lega Ambiente, in un luogo simbolo dell'emergenza idrica in Sicilia, che è Troina, ha voluto organizzare un momento di dialogo e di confronto su un tema fondamentale, cioè la gestione della risorsa idrica. Abbiamo quasi alle spalle l'emergenza del 2024, ma come dire, si stanno profilando ipotesi e interventi che non affrontano adeguatamente sotto l'insegna della sostenibilità l'emergenza per il futuro. E quindi è stato un momento in cui abbiamo fatto il punto, abbiamo analizzato la situazione regionale, ma soprattutto abbiamo avanzato delle proposte che insieme a Lega Ambiente cercheremo di portare avanti, proposte di buonsenso, proposte non frutto di demagogia e populismo, ma che guardano al futuro di questa terra rispetto a un tema fondamentale che è l'emergenza climatica. Non servono interventi tampone, non servono interventi che mettono in evidenza solo la volontà di dare una risposta nel breve periodo, ma servono interventi strutturali che tengono conto e nello giusto equilibrio l'aspetto della tutela ambientale, l'aspetto dell'equità e l'aspetto della sostenibilità. Passiamo ora alla politica. Si è svolto ieri a Favara il congresso cittadino di Fratelli d'Italia. Nel corso di un'assemblea molto partecipata è stato eletto per acclamazione Fabrizio Capanzaro. Ha seguito per noi l'evento Giuseppe Moscato.
Fabrizio Crapanzano è il nuovo segretario cittadino del partito dei Fratelli d'Italia, sicuramente un partito in crescita e vivo anche a Favara, dovuto naturalmente a quello che è a livello nazionale la Premier Giorgia Meloni e la sua leader. Sì, ringrazio innanzitutto il Presidente provinciale e tutto l'organo del direttivo per avermi acclamato coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia. È un compito arduo, un compito difficile, un compito che cercherò nelle mie forze possibili di onorare e portare avanti per la nostra amata città. La nostra linea del partito è quella dell'opposizione e noi staremo con le linee guida del nostro partito regionale, provinciale, con i nostri organi di riferimento a livello provinciale, il nostro Presidente e quant'altro. Fatto il coordinatore, naturalmente adesso si deve provvedere a creare tutti gli organi del partito. Sì, adesso stiamo provvedendo, già subito da domani mi metterò al lavoro per organizzare tutto il partito, tutto l'organo direttivo che già è stato eletto e cercheremo di portare avanti con forza e determinazione per la nostra amata città. Una buona rappresentanza anche in consiglio comunale, quindi un'attenzione particolare a quelle che sono le problematiche cittadine. Sì, abbiamo 5 rappresentanti consigliari al comune di Favara e già subito da domani mi metterò al lavoro per incontrarli e parlare dei nostri progetti futuri per Favara. Il congresso è segno di una fortissima presenza e dedicamento democratico dei partiti, che con i congressi Fratelli d'Italia acquisisce a Favara un ruolo centrale di azione politica, ma soprattutto di recupero dell'identità del centrodestra. Fabrizio Crapanzano, eletto segretario all'unanimità, ha avuto il mandato pieno per recuperare il rapporto con le forze del centrodestra, per evitare che accada quello che è accaduto 5 anni fa. Iniziare a lavorare quindi un programma e un progetto che porta a una sindacatura unitaria, perché Favara ha bisogno di avere un sindaco di centrodestra per rilanciare la nostra città all'interno del circuito provinciale e nazionale. Giorgia Meloni rappresenta per noi il riferimento autentico di una politica forte, basata su un'azione continuata sui temi più importanti. Credo che dobbiamo imitare e soprattutto rafforzare il ruolo della Presidente Meloni con un partito che sia al passo con le sue attività internazionali, che riesca a recuperare anche le ragioni dell'idealità della presenza politica. Grande soddisfazione espressa dall'onorevole Riccardo Gallo, vice coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, e dall'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo per il risultato ottenuto di Forza Italia in Sicilia nella provincia di Agrigento. Nel tesseramento 2024 sono 3.580 gli iscritti nel territorio agrigentino, che rappresentano il 25% di tutti i tesserati del partito nella nostra regione, un dato che conferma il forte radicamento di Forza Italia nella nostra provincia. La provincia di Agrigento pertanto si conferma una delle roccaforti del nostro movimento, contribuendo in maniera determinante alla crescita di Forza Italia in Sicilia. Dai dati del tesseramento emergono numeri significativi nei comuni agrigentini. Agrigento città conta 763 iscritti, Canicattì 269, Favara 357, Porto Empedocle 256, Palma di Montechiaro 183. Questi numeri, dichiarano gli onorevoli Gallo e La Rocca, premiano anche l'azione politica del Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, che con il suo governo ha conseguito risultati importanti per la Sicilia, rafforzando il legame tra Forza Italia e i cittadini. L'ottimo operato della Regione ha contribuito così a creare fiducia e adesioni intorno al nostro progetto politico. Un vertice della Lega si è tenuto a Catania con all'ordine del giorno le prossime elezioni per le province e le città metropolitane previste il 27 aprile prossimo. Il sistema elettorale, con il voto di secondo livello, è stato al centro della direzione regionale convocata dal segretario siciliano Nino Germanà. La Lega è fortemente impegnata nella preparazione delle liste per le elezioni di secondo livello, si legge in una nota stampa, e coinvolgerà sindaci e consiglieri comunali della Sicilia. C'è già un accordo
Proseguono i responsabili della Lega per l'indicazione dei candidati alla presidenza delle province, con uno schema che prevede l'equilibrio tra tutti i partiti della coalizione di centrodestra. Per quanto ci riguarda, le nostre liste saranno presenti in tutti i collegi con l'obiettivo di rafforzare la maggioranza politica che in atto governa anche la nostra regione. Passiamo ora alla cronaca svolta nelle indagini dell'omicidio di Mahjoub Aymen, 31enne tunisino, ucciso a colpi di pistola lo scorso 10 febbraio a Ribera. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sciacca e della tenenza di Ribera hanno arrestato un 51enne di Ribera che è stato catturato sabato pomeriggio a Porto Empedocle, il servizio. Nel tardo pomeriggio di sabato scorso a Porto Empedocle i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sciacca e della tenenza di Ribera hanno tratto in arresto un 51enne originario di Ribera in esecuzione un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Sciacca su richiesta della locale Procura della Repubblica. L'uomo è stato ritenuto presunto autore dell'omicidio del giovane tunisino Mahjoub Aymen avvenuto a Ribera lo scorso 10 febbraio, che ha scosso profondamente la comunità riberese. Immediatamente dopo il fatto i carabinieri della tenenza di Ribera e del nucleo operativo di Sciacca hanno avviato le indagini sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Sciacca. Ciò ha permesso di acquisire, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, gravi indizi a carico dell'arrestato. Alla luce degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica ha richiesto l'emissione della misura cautelare accolta dal GIP ed eseguita nella giornata di sabato scorso dai carabinieri. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Sciacca. E sul futuro aeroporto della Valle dei Templi interviene oggi con una nota stampa l'Ordine degli Architetti. Cosa impedisce all'ENAC di rilasciare il proprio parere di servizio? Sono passati più di 200 giorni dalla data in cui il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha trasmesso all'ENAC gli studi integrativi richiesti dallo stesso ente nazionale per la nazione civile per il rilascio del proprio parere sulla realizzazione dello scalo aeroportuale nella piana di Licata. Perché questo notevole ritardo? Con queste parole il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino Lamendola, manifesta le proprie perplessità per il prolungato ritardo di quel via libera dell'ENAC che aprirebbe le porte all'inserimento dello scalo agrigentino nel piano nazionale degli aeroporti attualmente all'esame del governo, come ha recentemente dichiarato il ministro Salvini. Continuiamo a ribadire, afferma Rino Lamendola, l'opportunità di concentrare dal punto di vista amministrativo le attività aeroportuali della Sicilia in due poli, come auspicato dal piano nazionale degli aeroporti. In tal modo lo scalo agrigentino, così come quello di Birgi, potrebbe alimentare il polo occidentale dell'isola che dal punto di vista amministrativo farebbe capo appunto a Raisi. Analogamente lo scalo di Comiso potrebbe essere aggregato al polo orientale di Catania. Ciò supererebbe eventuali concorrenze territoriali, consentendo peraltro una notevole riduzione dei costi di gestione e una più attenta e organica pianificazione dei voli in relazione alle esigenze del territorio siciliano. Per raggiungere l'obiettivo, conclude Rino Lamendola, confermiamo ancora una volta di essere pronti a offrire il nostro sostegno e la nostra collaborazione al Libero Consorzio, alla Regione, al Comitato Civico promotore dello scalo, alla rete delle professioni tecniche, ai sindaci e ai parlamentari che, a prescindere dai loro colori politici, siano impegnati a promuovere la concreta realizzazione di un'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo socio-economico non solo della città dei Templi, ma dell'intera Sicilia centro-meridionale. Il ruolo dell'hospice nel territorio, se ne è parlato a Sciacca, all'incontro promosso dal dottore Domenico Sant'Angelo, responsabile del reparto di oncologia dell'ospedale, un'occasione che ha offerto importanti spunti di riflessione sia sul piano umano che sanitario. Sentiamo il merito, l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. Il ruolo dell'hospice nel territorio, questo è il tema di un interessante dibattito che si è svolto a Sciacca, promosso dal dottore Domenico Sant'Angelo, responsabile del reparto di oncologia dell'ospedale di Sciacca, un'occasione che ha offerto importanti spunti di riflessione sia sul piano umano che sanitario, come dichiarato dall'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. Io credo che bisogna dare dignità alla morte e bisogna che i pazienti nell'ultima fase della loro vita abbiano la possibilità di essere accolti
coccolati, voluti bene e possano morire nella maniera più dignitosa possibile. Credo che sia fondamentale, lo dico proprio sia da psicologa che da docente di bioetica. Gli hospice servono perché oltre a dare dignità alla morte danno anche la possibilità di avvicinarsi a questa esperienza ultima della vita in una modalità nuova, che non è solo quella della morte disperata, ma che può arrivare ad essere anche una morte sublimata. E gli operatori sanitari, dall'oncologo al nutrizionista, all'OS, all'assistente sociale, allo psicologo, concorrono tutti per questa promozione proprio del paziente fino all'ultimo giorno. Se noi andiamo a vedere la nostra realtà regionale, sono tante le realtà dove già esistono, operano e sono fondamentali proprio in quella che è l'assistenza fino alla fine. Dobbiamo lavorare perché anche la nostra ASP abbia, e i pazienti che si rivolgono alla nostra ASP in una fase terminale della vita abbiano questa opportunità. E si è svolta allo Sport Village di Agrigento la prima assemblea sinodale della Chiesa Agrigentina attraverso il metodo dei tavoli sinodali e delle conversazioni nello spirito. I rappresentanti della Chiesa diocesana, unitamente al pastore Monsignor Alessandro Damiano, sono stati in ascolto di ciò che lo Spirito ha detto alla Chiesa per mezzo del contributo di ciascuno. In merito abbiamo sentito Don Carmelo Lamagra, referente del cammino sinodale per la diocesi di Agrigento, intervistato da Don Carmelo Petrone. Don Carmelo è responsabile, referente del cammino sinodale della Chiesa italiana nell'arcidiocesi di Agrigento. Quest'oggi l'arcivescovo ha convocato la Chiesa agrigentina per la prima assemblea sinodale del cammino, appunto. Quale bilancio? Ecco, è ancora in corso. I 450 delegati stanno lavorando ai cosiddetti tavoli sinodali, ma quale bilancio, da un tuo punto di vista, in occasione di questo primo appuntamento? Già il bilancio è assolutamente positivo, perché tantissime parrocchie o gruppi di parrocchie, insieme con i presbiteri, i laici, i religiosi, le aggregazioni laicali, si stanno ritrovando attorno a dei tavoli a ascoltare ciò che lo Spirito a loro suggerisce riguardo alla vita della Chiesa in questo nostro tempo e in questo nostro mondo. Quindi già per il solo fatto di trovarci insieme a metterci in ascolto l'uno dell'altro, della voce dello Spirito che parla attraverso il cuore dei credenti, possiamo dire che il bilancio è estremamente positivo. Poi dalla convergenza dei vari pareri sui temi proposti verrà fuori una relazione che verrà consegnata al Comitato Centrale del Sinodo, che si unirà alle altre delle diocesi italiane per l'assemblea dei primi di aprile, assemblea sinodale nazionale. Ma appunto, anche a tal proposito, lei col Vescovo e i rappresentanti della Chiesa agrigentina avete partecipato all'ultima assemblea del cammino, alla prima assemblea, scusami, del cammino sinodale delle Chiese d'Italia, e adesso ci sarà quasi, possiamo dire, una riconsegna del lavoro che l'Assemblea ha chiesto di fare alle diocesi. Sì, abbiamo partecipato a novembre alla prima assemblea sinodale, parteciperemo poi alla seconda, che sarà tra fine marzo e primi di aprile, e nel frattempo tutti i temi sono stati riaffidati alle chiese diocesane, e questo è il motivo di questa assemblea, perché si potessero esprimere su queste tematiche che spaziano in tutti gli aspetti della vita ecclesiale. Poi alla seconda assemblea sinodale di nuovo saremo chiamati a definire quello che sarà poi il documento sinodale che la CEI ci consegnerà poi nella sua assemblea di maggio. Vogliamo dire anche una parola sul metodo scelto, adottato meglio? Il metodo è quello dei tavoli sinodali, detto anche conversazione nello spirito, dove non vince chi parla di più o parla più forte, non è un dibattito, ma è un ascolto continuo, reciproco, dove ascoltando gli altri si va affinando anche la propria idea, e soprattutto illuminati dal Magistero della Chiesa e dalla parola di Dio si entra in una convergenza di pareri, ma dove vengono anche ascoltate le idee che sono fuori dal coro, perché magari lo Spirito vuole parlarci con una voce diversa. Il 19 febbraio alle ore 11 al Mudia
Museo Diocesano di Agrigento saranno presentati le applicazioni e i nuovi strumenti per l'abbattimento delle barriere cognitive, per la conoscenza della cattedrale, delle opere del Museo Diocesano e della Chiesa Santa Maria dei Greci, costruita sul Tempio greco. Nuove app, strumentazioni digitali permetteranno una visita con due aspetti fondamentali: un'importante storia da raccontare e straordinari luoghi in cui mettere in vita questo racconto. Il percorso si avvale di una varietà di nuovi elementi, mezzi di comunicazione elettronici e interattivi che hanno il compito di coinvolgere il visitatore in prima persona, trasformandolo in un io narrante che decide in che modo, dove e quando venire a conoscenza delle informazioni in relazione tra la storia della cattedrale, il museo e la chiesa di Santa Maria dei Greci. L'abbattimento delle barriere fisiche permetterà a tutti l'accesso al giardino del museo, nessuno escluso, potranno godere della sua bellezza. Nei giorni scorsi il parroco della chiesa madre di Comitini, Don Angelo Burgio, aveva lamentato il caro bollette per il consumo di energia elettrica del luogo di culto. Il sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, ha così deciso a proprie spese di provvedere all'efficientamento energetico della chiesa, in modo da contenere i consumi. Mi sono sentito in dovere di intervenire, dice il primo cittadino di Comitini. Penso che il caro bollette sia un problema di tante famiglie. Noi comunali abbiamo lavorato sodo per l'efficientamento energetico e i risultati sono già abbastanza evidenti. Stiamo proseguendo su questa strada e l'essere entrati a far parte della comunità energetica rappresenta un primo grande risultato. La Sicilia di Montalbano è il titolo di uno speciale di Ulisse, Il piacere della scoperta, che Rai Cultura proporrà questa sera alle 21:30 su Rai 1. Alberto Angela, in occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri, dedica una puntata nell'isola del commissario Montalbano, un viaggio in un angolo della Sicilia che, grazie alla figura creata dal grande scrittore e impersonata da Luca Zingaretti, è diventato la meta desiderata di tanti turisti. Si andrà alla scoperta dei luoghi in cui sono state ambientate le varie avventure del commissario, tra cui la Scala dei Turchi e la Valle dei Templi. Intanto Agrigento, capitale italiana della cultura, è stata celebrata sul palco dell'Ariston nella serata conclusiva del Festival di Sanremo. Ci hanno pensato il conduttore Carlo Conti e il divulgatore scientifico Alberto Angela a ricordare a milioni di telespettatori che la città dei templi quest'anno è la capitale della cultura. Il presidente Schifani avvia la procedura di revoca per il subcommissario al risanamento Marcello Scuria. L'intervista dei colleghi di Messina. Provvedimento che sembrava un po' nell'aria da tempo, c'erano dei determinati segnali e oggi politicamente, leggendo questa procedura via Presidente della Regione, c'è chi immagina che lei possa essere una delle prime vittime di questa ritrovata intesa tra il centrodestra e Cateno De Luca. Tanto io non sono mai stato vittima e non lo sarò mai, questo diciamo così, se qualcuno lo pensa o lo ha pensato. Dopodiché, per quanto mi riguarda, oggi, come ho detto in conferenza stampa, voglio sottolineare le cose importanti che sono state fatte nel corso di questi 23 mesi. La questione della revoca, come si dice, tanto tuonò finché piove. Va bene, prendiamo atto che oggi piove. Poi se, come io penso, questo sia in questo momento il momento più buio per il risanamento della città di Messina dalle baraccopoli, e questo lo dirà la cronaca e piano piano anche la storia. Il risanamento che diventa scontro di terreno politico, era stato detto non si deve mai fare, è finita così. Questo lo diceva Matilde Siracusano, ma purtroppo non basta dirlo, poi ci vuole qualcuno che oggettivamente lo applichi. E vabbè, pazienza, è andata così, spero che chi verrà a sostituirmi, come dire, faccia meglio e di più. Io ho fatto tutto quello che era nelle mie possibilità, di più, credetemi, non potevo fare, quindi ho la coscienza a posto, consegno a chi ovviamente dovrà sostituirmi un'eredità che è abbastanza interessante, non solo in termini, diciamo così, di demolizione, di fatti, ma consegno, come dire, anche
una cosa che mi sta più a cuore in assoluto, cioè un patrimonio, come dire, che non è fisico, è il patrimonio di chi oggi vive in una casa decente con la propria famiglia e i propri figli. Lo ha detto anche in conferenza stampa, l'amarezza di non aver ricevuto un grazie dal Presidente Schifani, ma anche l'impossibilità in questi 23 mesi di poter dialogare, di poter parlare con lui, prospettare quanto si è fatto in effetti a Messina prima dell'accordo, dell'intesa tra De Luca e il Presidente Schifani. Non l'avevamo mai visto il Presidente della Regione. No, figuriamoci se io faccio polemica col Presidente della Regione. Il Presidente ha un sacco di problemi tutti i giorni, governa la Sicilia, evidentemente ha ritenuto che il risanamento di Messina, nominandomi subcommissario, ecco, doveva essere, e forse lo è anche stato, in qualche modo attuato da me. E io, diciamo così, sotto questo aspetto ho cercato di fare il meglio. Sì, mi aspettavo i complimenti e invece ho ricevuto porte in faccia e addirittura la revoca. Le azioni sono di chi li fa. Cosa vuole dire oggi al sindaco Federico Basile e al presidente Schifani? Ma niente, non ho nulla da dirgli. Hanno già detto e ho preso atto, come dire, di quello che hanno detto e fatto entrambi. Linea alla regia per la pubblicità. Passiamo ora allo sport. L'Akragas a un passo dalla retrocessione. L'altra sconfitta sul rigore al 95esimo con la città di Sant'Agata. Intanto lo staff tecnico e dirigenziale al termine della partita si è dimesso. Ce ne parla meglio in questo lungo servizio Carmelo Lentini. Cala impietosamente il sipario sul prossimo futuro dell'Akragas. Con la nuova sconfitta interna subita con il Coriaceo e il reattivo Sant'Agata si affievoliscono notevolmente le residue speranze di un sempre più improbabile coinvolgimento della squadra nella lotta per i play-out salvezza. Oramai la classifica parla chiaro. Adesso sono 5 punti di distacco dalla penultima posizione e ben 7 dalla terzultima per evitare la retrocessione diretta. Una sconfitta pesantissima, amara per le conseguenze che potranno registrarsi in settimana, specie dal punto di vista disciplinare. Infatti dal momento del rigore trasformato dal Sant'Agata al 92esimo si è sviluppata una mezza rissa in campo che ha costretto l'arbitro Gambacurta di Enna ad estrarre 3 rossi nei confronti di altrettanti calciatori in campo acregantini, un paio per proteste ed uno per fallo da ultimo uomo. Un vero disastro in tutti i sensi, ma ripartiamo dall'inizio, che aveva visto le due contendenti affrontarsi con giustificato timore, trattandosi di una gara dove i punti in palio erano davvero importanti ai fini della salvezza. Akragas subito davanti, che trovava la via della rete con Mudryski al secondo e annullata per fuorigioco. Di grande combattimento a centrocampo e al 31esimo è proprio la compagine peloritana a passare in vantaggio. Tiro angolatissimo di Catalano dal limite dell'area e pallone nel sacco del portiere Dregan. Una doccia fredda per i calciatori biancazzurri che non si disuniscono e riescono a raggiungere il pari al 41esimo per un atterramento in area di Lofaso da parte di Perez. Dagli 11 metri realizza Mudryski con un forte tiro. Secondo tempo ricco di cambi da ampio le parti e che vede subito il Sant'Agata all'arrempaggio nel tentativo di segnare il gol vittoria. La gara scorre con qualche sussulto e con il risultato in bilico sino al 90esimo. In pieno recupero la svolta al 92esimo, azione d'attacco del Sant'Agata con Faccetti trattenuto per la maglia da Gningue in piena aria mentre si accingeva al tiro finale. L'arbitro vede tutto ed indica il penalty ed espelle lo stesso calciatore acregantino. Trasforma lo stesso Faccetti e regala 3 punti pesantissimi alla propria squadra. Mentre la squadra ospite festeggia, succede un po' di parapiglia e vengono espulsi prima Tuccio e poi Locurto per proteste. Dopo tanta attesa si presenta in sala stampa il DG Graziano Strano, che a nome della dirigenza rimasta e di tutti i collaboratori, compresa segreteria e ufficio stampa, ha voluto comunicare il disinteresse generale a continuare a collaborare. Ascoltiamolo in questo video realizzato in sala stampa. Buonasera a tutti, sono qui
come sempre nel bene e nel male, con Francesco Nobile, anima dell'Agregas pulsante, per dare un messaggio a tutta la tifoseria e a tutta la città. Noi dopo continui disagi variegati abbiamo deciso di dare una svolta dopo tante, non voglio accusare nessuno, vessazioni calcistiche, sia di terni arbitrali e varie altre cose. Oggi io mi sento in diritto di liberare tutto lo staff tecnico, credo che sia ben inteso che hanno manifestato questa voglia, perché non ci sono i presupposti per continuare. Quindi noi abbiamo deciso, per quanto riguarda alcuni personaggi, dal direttore sportivo Cammarata, che è squalificato quindi non può parlare, mi faccio portavoce, dal qui presente Francesco Nobile, dal segretario Gaetano Di Caro. Farò dei nomi, quindi che sia ben chiaro che è un elenco, perché sappiate che noi così non ci stiamo più. Quindi abbiamo deciso, no, stavo continuando, noi abbiamo famiglie, non possiamo rischiare di andare ad inguaiarci per le partite di calcio, sia come persone umane che come uomini. Siamo delle persone per bene, abbiamo sbagliato una stagione calcistica, ci sta, ma non possiamo compromettere il nostro essere, la nostra salute e il nostro quieto vivere. Quindi, chiedendo scusa a tutta la cittadinanza, bella, brutta, quelli che ci amano e quelli che ci odiano, oggi io mi sento in diritto di fare il portavoce per, ripeto, Francesco Nobile, Gaetano Di Caro, Davide Sardo, direttore Giuseppe Cammarata, Maurizio Capraro, tutti i collaboratori, vedi come si chiama, Flavio Bellomo. Noi ci dimettiamo, noi non abbiamo più intenzione di continuare, quindi poi se ci sarà da parte della proprietà la voglia di continuare, a noi non sta bene, perché il nostro desiderio a questo punto, per come si stanno cambiando le cose, è ritirare la squadra, ma non sta a me e non sta a tutti quanti noi, però noi non ci sentiamo più partecipi per questo progetto, quindi saranno le istituzioni, sarà la proprietà a parlare con chi di dovere per un futuro dell'Agregas, che noi da questo momento in poi ci disimpegniamo, perché non è giusto, non è umano, per quello che abbiamo passato in questi 6 mesi insieme, piangendo, solo piangendo, mai ridendo. Quindi oggi ho dovuto assistere a degli sfoghi umani del qui presente Francesco, di Maurizio Capraro, che amano questa città, amano questi colori. Sicuramente io purtroppo devo fare il portavoce di loro, però Ciccio, da tifoso primario e da collaboratore tecnico, dirà anche la sua. Ripeto, Maurizio Capraro e tutti quanti noi da oggi non ci disimpegniamo, siamo emozionati, non ci disimpegniamo, ma non intendiamo più andare avanti, non ci sono i presupposti per andare avanti, perché abbiamo subito delle situazioni al di là del lascia perdere gli aspetti economici che vanno oltre. Ora passo la parola a Ciccio Nobile che vuole chiudere questo nostro comunicato, purtroppo col cuore in mano. Niente, voi sapete tutti, nel 2018 questa squadra l'ho fatto io, oggi è come perdere un figlio, per me, per Maurizio, per Gaetano, che abbiamo costruito questa casa. Però è giusto nei confronti dei tifosi, di tutti noi, della città, che stacchiamo la spina, perché non possiamo rischiare alla domenica di venire per divertirci e rischiare di cose brutte, perché oggi si è visto tutto, come altre partite, e così più avanti si va, più rischiamo cose serie, e noi non siamo, almeno questi che ha detto Graziano, non siamo più
non siamo più propensi a continuare. A continuare. Perciò chiedo scusa, Chiediamo scusa a tutti i tifosi, non è resa quella nostra, perché noi c'eravamo quando si vinceva e c'eravamo quando si perdeva, siamo abituati a vincere e siamo abituati a perdere, ma proprio oggi si è arrivato il colmo. Grazie al direttore di gara dico scusa a tutti i ragazzi, ma non ce la sentiamo più di proseguire. Questo sembrerebbe una resa, ma è un atto d'amore, perché so l'amore che questi uomini hanno dimostrato, Ciccio, Gaetano, però francamente io da nuovo giugintano, per tanti motivi anche di vita privata, mi sento in diritto di tutelarci, ci dobbiamo tutelare, perché qua al di là delle vessazioni che sono state e sono avvenute dai signori con la giacchetta nera, adesso anche gialla e anche di altri colori, Agrigento non si merita questo comportamento, e noi non siamo in grado di poter contrabbattere, perché non gli hanno permesso neanche di poter dire una parola quando tutto era sotto gli occhi di tutti. Io poco fa mi sono dimenticato a Ballassaro, che è stato uno che, e lo ringrazio sempre, abbiamo Baldo. Scusami, Baldo. E vederlo oggi soffrire così, che umanamente è una persona che fa bene a tutti, dico, siamo proprio arrivati. Lasciate stare me che posso essere impulsivo, ma una persona educata e pulita come lui, che sono i figli suoi giocatori, si è arrivato proprio al colmo. Dico di nuovo scusate e chiedo scusa alla città e a tutti, ma me ne vado. Finisce con un pareggio 0-0 la partita giocata dal Castrum Favara fuori casa con la Nissa. Il collega Giuseppe Moscato. Un pari indolore tra Nissa e Castrum Favara nella 7ª giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di Serie D. Uno 0-0 accettato da entrambe le squadre, un punto a testa che fa classifica e avvicina sempre più alla zona salvezza. Una gara giocata nell'immenso stadio Tomaselli, che appariva ancora più grande anche perché la gara si è giocata senza la presenza dei tifosi favaresi per via di un decreto di pubblica sicurezza con il quale è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Agrigento. Situazione lamentata anche dal presidente nisseno Sergio Iacona, che ha ricordato la grande presenza di pubblico e le coreografie negli incontri degli anni precedenti. Sul piano tecnico l'incontro non è stato proprio entusiasmante, una gara tecnica e tattica, molto gioco a centrocampo con qualche puntata in avanti, più pericolosi a volte i favaresi, soprattutto nel primo tempo, reattiva la Nissa nel secondo, che ha tentato anche di andare in vantaggio. Tanta lotta in centrocampo, diversi palloni persi e recuperati, grande attenzione nelle chiusure in entrambe le formazioni. Da registrare le occasioni per andare in rete avute dal Favara, su tutte quelle di Varela, ma anche i tentativi di Mal, Amore e Palermo. Per la Nissa le occasioni sono arrivate, per citarne un paio, con Diaz e Samaché. Pareggio accettato, dicevamo, da entrambe le squadre. Ecco i commenti in sala stampa. Si è andato avanti non solo come risultato ma anche come prestazione, contro un avversario forte, un avversario organizzato, un avversario che ha giocatori importanti per questa categoria, però i miei hanno dimostrato che non sono da meno. Hanno fatto una grandissima partita sotto tutti i punti di vista, ce la siamo giocata alla pari. Primo tempo credo che qualcosina in più meritavamo noi, perché abbiamo avuto delle occasioni importanti, però siamo contenti perché era un campo difficile, un avversario difficile, e come ha detto bene lei facciamo un passo in avanti verso il nostro obiettivo. Ha avuto la necessità di fare tutte e 5 le sostituzioni? No, non è una necessità, ma è giusto che sia così, perché tutti meriterebbero di giocare, però ci sono delle regole che 11 giocano, 9 vanno in banchina,
i ragazzi che sono andati in tribuna meriterebbero di stare o in campo o in panchina con me, però ci sono delle regole che dobbiamo rispettare. I cambi sono perché ho detto che la salvezza, l'obiettivo lo possiamo raggiungere tutto assieme. Quando passiamo il testimone, chi entra deve far capire che c'è un cambio di passo, e l'hanno fatto. Io sono molto contento di chi è entrato, perché non è facile, soprattutto Cannino non era facile con 40 minuti di riscaldamento e 10 minuti di partita. Invece lui è un ragazzo che, come Raul, ma tutti, credo che sono entrati in un modo straordinario e hanno dato un'impronta importante per portare questo risultato a casa. La visione della partita del tecnico l'abbiamo appena sentita, qual è quella del direttore sportivo? Quello che ha detto il mister, meglio di lui nessuno può giudicare, quindi pareggio tutto sommato è un punto acquisito importante e proseguiamo questo obiettivo. Anche i risultati delle altre partite danno ragione a chi in questo momento, passo dopo passo, sta cercando di prendere la giusta posizione. E questo è un campionato che nessuno sta mollando, quindi noi non dobbiamo mollare, guardare sempre in casa nostra, lasciamo stare le altre squadre, perché in questo momento dobbiamo essere noi quelli a capire un attimo che dobbiamo uscire il prima possibile da una situazione che riuscire a fare 5 cambi vuol dire che la panchina è solida, è viva ed è pronta a scendere in campo. Noi abbiamo messo dentro la rosa 26 giocatori, quindi il mister deve fare delle scelte e ad oggi c'è un gruppo sano che tutti vorrebbero giocare, quindi questo è importante. E questo è il cammino giusto per Castro Favara? È l'unico che abbiamo. Per come è stato l'andamento della gara, penso che abbiamo meritato di portare il punto a casa, anzi potevamo anche in qualche occasione magari sfruttare meglio per cercare di portare 3 punti, però siamo soddisfatti così e andiamo avanti. Un primo tempo molto importante per il Favara, diverse occasioni, anche un secondo tempo che ha visto delle ripartenze belle, un paio di occasioni sono state proprio veramente sfacciate. Sì, ma noi ci tenevamo a vincere la partita, ce l'abbiamo messa tutta e purtroppo non ci siamo riusciti, perché comunque di fronte avevamo un avversario di tutto rispetto, però ci teniamo stretti questo punto, con la consapevolezza che lavorando in questo modo possiamo toglierci belle soddisfazioni. Il mister ha detto passo passo, partita dopo partita. Sì, ma questa è la nostra mentalità. Ora archiviata questa partita, anche se abbiamo fatto una grande prestazione, domenica ce n'è un'altra e da martedì pensiamo già alla prossima. Mi è dispiaciuto anche giocare in questo clima, perché leggendo Nissa Favara tutti pensiamo a quello spettacolo meraviglioso dell'anno scorso, quando avevamo uno stadio Tomaselli con 7.000 spettatori e tantissimi venuti da Favara, in un contesto di festa, di spettacolo, di coreografie che devo dire tutto sommato era anche andato abbastanza correttamente, quindi il Favara ha vinto meritatamente l'anno scorso, come ha pareggiato meritatamente quest'anno, e a fine partita c'è stato pure qualche timido applauso l'anno scorso, quindi dispiace quest'anno sia che non siamo potuti andare noi a Favara, sia che non sono potuti venire i tifosi del Favara a Caltanissetta. Nel campionato di eccellenza Girone A rimane tutto immutato in vetta alla classifica in questa 22esima giornata. Hanno infatti tutte vinto le squadre di testa, l'Atletica Club Palermo sul campo dell'Ascari per 0-3, il Città di Gela in casa con lo stesso risultato con l'Accademia Trapani e infine l'Unitas Sciacca al Gurrera con la Folgore di Castelvetrano con il risultato di 2-0. Rimangono così immutate le distanze, ma
domenica prossima le cose in classifica potrebbero anche cambiare, perché si gioca lo scontro diretto tra le due altolocate Athletic Club Palermo e Città di Gela, mentre l'Unità si sciacca sarà ospite del Castelbuono. Nel campionato di promozione Girone C, Camarat e Giarre a vele spiegate continuano imperterrite la loro corsa verso l'alto. Entrambi hanno vinto fuori casa, il Camarat Santa Venerina con il risultato tennistico di 0-6. Più sofferta invece quella del Giarre, che ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie per superare il bene organizzato Casteltermine per 2-4. Cade di misura l'Aragona sul campo del riposto 0-1, mentre il Gemini supera 3-1 e il Nicosia conclusione di una gara molto tirata. Nel campionato di prima categoria Girone B, l'Ebetoclina di Mariano Cordaro riesce a fermare sul risultato di parità la vice capolista barrese sul risultato di 2-2. Grande e bella gara generosa per i ragazzi in maglia granata. L'Ebetoclina era passata per prima in vantaggio con Vaccara, poi raggiunto dal pareggio di Giorgio Marco. Vantaggio ancora degli ospiti con Alessandro e pari definitivo Granata da parte di Agnello. La gara si è risultata molto spigolosa con diverse espulsioni e Costanza per l'Empedoclina e Denis e Giabbi della Barrese. E si è spento ad Agrigento dopo una lunga malattia contro la quale ha combattuto con forza Pippo Spataro, storico rappresentante di associazioni civiche, di consumatori e promotore di tante battaglie. Spataro è stato responsabile regionale dei consumatori e coordinatore di cittadinanza attiva. Spesso si è dedicato a problematiche di interesse collettivo che interessano il nostro territorio. I funerali oggi alle 15:30 nella chiesa madre del Sacro Cuore di Gesù ad Agrigento. Le condoglianze alla famiglia. È scomparsa prematuramente Marianna Cicala, 65 anni, stimata ispettrice della polizia locale. La sua perdita ha lasciato un vuoto incolmabile tra i colleghi del comando della polizia di Agrigento, che la ricordano con affetto e stima. Marianna era una figura conosciuta e apprezzata da tutti, sempre pronta ad aiutare e a servire la comunità con dedizione e passione. I funerali si svolgeranno domani martedì 18 febbraio alle ore 16 presso la chiesa Cuore Immacolato di Maria al villaggio Mosè. Le nostre sincere condoglianze alla famiglia da parte dello staff di TVA. E questo è tutto per TVA Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.